Dopo 2 mesi di stallo, l'ARS ha finalmente approvato una legge. Mentre le grandi riforme annunciate dal governo Schifani restano al palo e nei palazzi si discute solo di rimpasto alla regione e poltrone da spartire nelle giunte dei comuni al voto 2 settimane fa. Ieri gli inquilini di Sala d'Ercole hanno votato un disegno di legge di iniziativa parlamentare per l'attribuzione della qualifica di dirigente al personale medico dei policlinici universitari. È la quinta norma approvata in 8 mesi all'ARS, il cui scarso rendimento è stato al centro delle critiche del presidente della regione Renato Schifani. È la riunione dei capigruppo per mettere a punto una roadmap dei DDL da far approvare con urgenza in aula è stata rinviata per impegni istituzionali del presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. È saltata anche per l'ennesima volta il voto sui debiti fuori bilancio, ma ieri a tenere banco in aula è stato soprattutto il lungo processo all'assessore alla formazione Mimmo Turano, finito sulla graticola della maggioranza di governo per il sostegno dei suoi uomini al candidato sindaco di centrosinistra a Trapani, Giacomo Tranchida. L'assessore, dopo un lungo silenzio, è tornato in aula per rispondere a una sfilza di interrogazioni sulla paralisi del settore della formazione professionale. In mattinata il governatore Schifani, che il giorno prima aveva parlato di un imminente restyling in giunta, ha gettato acqua sul fuoco. Non c'è nessuna tensione nella maggioranza, pensiamo prima ai ballottaggi. Eppure l'assessore leghista è quello che rischia di più in caso di rimpasto. In aula Turano ha parlato da uomo di maggioranza, allineandosi alla linea dettata da Schifani. Al centro del dibattito la mancata erogazione di 13 milioni di euro relativi all'avviso 8 destinati agli enti di formazione. Le tensioni con il presidente sono nate proprio sullo scorrimento della graduatoria. Schifani nelle settimane scorse ha avvocato sé la vicenda, scavalcando l'assessore e convocando i sindacati. Alla fine Turano, all'inizio contrario allo scorrimento, è stato costretto a cedere e ha ribadito la volontà del governo di procedere a una riforma del settore. Per il resto è stata fumata grigia, con una legge approvata dopo un lungo stop e tante altre norme areanate nelle commissioni parlamentari. In compenso i rappresentanti del governo in piena campagna elettorale hanno continuato a occuparsi di riassetto delle camere di commercio o di rassicurare i dipendenti regionali, in pressing per l'aumento degli stipendi e le progressioni di carriera. Sul tavolo della relativa trattativa con i sindacati, il governo regionale ha predisposto altri 3.400.000 euro per il rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali.